Bentornati a scuola. Vi saluto così anche se la ripresa è solo virtuale e non abbiamo ancora la possibilità di trovarci nel nostro bel Barbarigo. A proposito, come potete notare è scoppiata la primavera e il nostro giardino assomiglia molto al giardino di cui parlano i Vangeli. Vi ricordate? Quello del sepolcro vuoto, dove la mattina del giorno dopo il sabato, la domenica, Gesù appare a Maria di Magdala, la Maddalena, e alle altre donne dopo essere risorto. Ed è lì, proprio in quel giardino, che vorrei condurvi in questo giovedì della parola pasquale. Stiamo vivendo nei giorni dell'ottava della Pasqua, che per la Chiesa sono come un unico grande giorno. Si continua a fare festa, prolungando la gioia del giorno di Pasqua. Durante questi giorni si leggono i Vangeli della Pasqua, che raccontano dell'incontro del risorto con alcuni che diventeranno poi i testimoni, gli annunziatori della buona notizia, del Vangelo. E di questi Vangeli mi colpisce il fatto che Gesù, nell'incontrare i suoi, li chiama per nome. Gli esempi più emblematici sono l'incontro con Maria di Magdala, quando lui pronuncia il nome di lei, quasi come un sussulto del cuore lo riconosce. Prima lo aveva scambiato per il custode del giardino sepolcrale. Ancora, l'apparizione a Tommaso, quando per rinsaldare la fede dell'apostolo incredulo, Gesù gli fa constatare che non è un fantasma, che non è una proiezione della sua fantasia, un sogno, ma è realmente presente. Oppure, quando sulla riva del lago, rivolgendosi a Simon Pietro, gli dice: «Pietro di Giovanni, mi vuoi bene?» A partire da questi Vangeli mi sono venute due riflessioni, ma direte forse un po' banali, però a me piacciono, mi sembrano importanti. A noi fa piacere essere chiamati per nome e quando qualcuno si dimentica il nostro nome, noi ci restiamo male. Capita spesso a scuola, un prof non si ricorda come ti chiami, oppure sbaglia il tuo nome, lo confonde con un altro. Sì, certo, capisci che il professore ha tanti allievi e quindi in qualche modo lo scusi, ma allo stesso tempo ti brucia dentro. Ti dispiace che abbia sbagliato proprio con te. Una volta mi è capitato che uno di voi avesse deciso di passare da un'altra scuola al Barbarigo e fosse venuto durante i mesi estivi ad incontrare il preside. Per caso ci siamo incrociati sulle scale e si è presentato naturalmente dicendomi il suo nome. A settembre, quando è cominciata la scuola, incontrandolo uno dei primi giorni, l'ho salutato chiamandolo con il suo nome. E lui è rimasto pieno di meraviglia e mi ha detto: «Che bello sentirsi chiamare per nome a scuola». Il nome dice chi sei, la tua identità, le tue peculiarità, il tuo essere te e non un altro. Una relazione, del resto, inizia quando tu consegni il tuo nome all'altro e viceversa. Non siete più estranei. Mi ha molto colpito, tra le tante immagini di corsia di ospedale che la TV e i media trasmettono in questo periodo, il fatto che molti operatori sanitari, incapsulati dentro agli scafandri di protezione, si scrivano il nome in grande davanti e dietro alla tuta, così da poter essere riconosciuti da colleghi e pazienti, e così anche i nomi posti sopra i letti dei degenti. Essere riconosciuti, creare relazione, un io di fronte ad un tu, mistero di nomi, mistero di volti. Altra immagine, questa dolorosissima, è quella di tante bare anonime e il dolore dei familiari di non poter riconoscere il loro congiunto chiamandolo per nome. Anche per Gesù il mio nome è importante. Lo testimonia proprio il fatto che nel momento più forte del Vangelo, la risurrezione, chiami per nome i suoi. Così avviene anche nei sacramenti. Prova a pensare a qualche battesimo a cui hai assistito. La prima cosa che il sacerdote alla porta della chiesa chiede ai genitori è che nome date al vostro bambino. E nel momento del battesimo dice: Lorenzo, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Il giorno della tua cresima, prima di ricevere il sacramento, sei stato chiamato per nome e hai risposto eccomi. E poi il ministro che ti ha cresimato ti ha detto Lorenzo, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono e potrai continuare con il matrimonio, con l'ordine sacro. Notate bene, ogni azione della Chiesa avviene poi nel nome della Trinità, il nome di Dio. Neanche Dio vuole essere anonimo per noi, ci rivela il suo nome. C'è una frase pronunciata da Gesù che mi ha sempre riempito di gioia. Non temete, i vostri nomi sono scritti in cielo. Che bello pensare, specialmente nei momenti di fatica e di smarrimento, che Dio conosce il mio nome e lo custodisce, lo pronuncia, proprio come noi facciamo con le persone che ci sono più care. Quando le vogliamo vicino a noi, quando le pensiamo, richiamiamo alla memoria il loro nome. Così fa Dio con ciascuno di noi. Cari amici, un'ultima cosa. A quanti frequentano abitualmente il GGB, ricordo che domani sera ci collegheremo in videochiamata. Naturalmente l'invito è rivolto anche a chi magari finora non è potuto venire per altri impegni. Se vi va, domani sera facciamo gruppo virtuale. Certo ci mancherà la pizza o la pasta asciutta del professor Scorzon e certo la presenza fisica, ma sicuramente non mancherà l'amicizia e l'allegria. Buona settimana a tutti.